Erika Longin ha registrato un metodo che parte dalla biologia umana per arrivare alla consapevolezza. Ti può spiegare cosa significa? Allora, spiegare cosa significa mi ci vorrebbe una vita. Quello che posso dirti, è che questo metodo arriva da un processo mio interiore ed esteriore, da tanti anni di domande personali, da una ricerca proprio a livello anche scientifico, che io ho fatto sia all'università ma anche per conto mio, ma soprattutto da una domanda: perché le cose stanno sempre così? Perché mi succedono sempre le stesse cose e perché accadono magari sempre le stesse cose? E da lì è nato tutto, tramite anche un gruppo di ricerca che avevo prima, di cui ringrazio il mio mentore a vita, perché io dico che un maestro può essere un maestro solo se ha avuto un maestro, quindi affidarci a qualcuno è importantissimo. E questa ricerca che noi abbiamo fatto per anni su come la realtà si manifesta, su come noi possiamo avere potere sulla realtà, per me è stata la svolta della mia vita e ho deciso come coach, perché poi nel frattempo sono diventata coach, anche grazie a questo processo ho scoperto di avere un talento nel comprendere le dinamiche umane e quindi anche quelli che sono i blocchi emotivi, le emozioni delle persone e tutti quei ricordi che vanno elaborati. E quindi ho deciso di continuare questo processo a volte folle, perché credetemi che fare eventi, fare serate e far capire alla gente il potere personale non è semplice, magari potevo fare altro, però questa è la mia mission. Quindi la nostra mente, i nostri atteggiamenti possono condizionare la realtà futura, insomma. Assolutamente sì, i nostri pensieri e le nostre emozioni condizionano al 100% la nostra realtà. Fisica quantistica parla di coscienza ed è vero, ma noi influiamo la coscienza con i nostri pensieri, con le nostre emozioni, quindi con la nostra biologia. Cioè la nostra biologia ha un potere enorme, se lo dovrebbero insegnare a scuola. Ripeto, per me quello che io mi auguro facendo anche queste cose e con altre persone, di far comprendere alla gente che la biologia umana dovremmo impararla da piccoli, cioè capire il potere che noi abbiamo sulla nostra realtà e gestire la realtà, per me dovrebbe essere materia di scuola. L'energia, la nostra energia che modifica le cose. Tutto è energia, per cui prova a immaginare, noi pensiamo che qualsiasi pensiero che noi facciamo sia perso nell'aria. No, un pensiero è materia già nel nostro corpo, un'emozione è già biochimica nel nostro corpo, quindi questo, essendo energia, ha influenza in tutta l'energia che c'è. Certo che sì. I percorsi sono sia life che life to business, perché ho anche esperienza di azienda e quindi questa metodologia messa in azienda con l'esperienza maturata come imprenditrice è un mix per me bellissimo, perché si può attuare tutte le conoscenze di management insieme a un processo di coaching evolutivo.